Continua lo stato di agitazione per salvare l'ospedale San Francesco di Nuoro, che ogni giorno perde medici e reparti e registra la protesta degli operatori sanitari oramai allo stremo, così come gli altri presidi sanitari del territorio. Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria hanno presentato una serie di suggerimenti agli amministratori da portare al tavolo del prefetto per raffreddare l'avvertenza e cercare di far rinascere il San Francesco. Fermo restando che l'ospedale di Nuoro deve ritornare a rappresentare il polo di riferimento per il centro Sardegna, scrivono in un comunicato le organizzazioni sindacali, è del tutto evidente che occorrono misure straordinarie, pari a quelle che possono essere messe in atto per le strutture di sedi disagiate, per far fronte all'emorragia di dirigenti medici e personale altamente qualificato dell'ospedale nuorese. Opportune modifiche dei meccanismi di assunzione del personale in linea con le normative vigenti, con l'avvio di procedure concorsuali a tempo indeterminato in primis, che permettano la copertura di posti in base alle necessità, rivedendo le modalità attuali che hanno sino ad ora favorito solo una fuga dei professionisti dagli ospedali del centro Sardegna. Le organizzazioni sindacali inoltre pongono l'accento sulla necessità di migliorare il clima lavorativo negli ospedali mediante strumenti di intermediazione azienda, regione e sindacati che permettano di raffreddare i conflitti ed affrontarli come organo terzo. L'elevata conflittualità e il malessere lavorativo, denunciano le OSS, sono imputabili al fatto che il personale è costretto a turni stremanti, a rinunciare alle ferie, a fare orario eccedente e non può nemmeno provvedere alla formazione e all'aggiornamento obbligatorio. È urgente che l'assessorato alla sanità e i vertici aziendali assumano una volta per tutte la responsabilità del problema e se ne facciano carico, conclude la nota, senza temporeggiare ulteriormente, arrecando danno in primis alla popolazione del centro Sardegna defraudata di una sanità pubblica e dei servizi essenziali.